Salve, tifosi del Napoli. Oggi pomeriggio abbiamo una notizia esplosiva da condividere con voi, che sicuramente lascerà tutti a bocca aperta. Prima di entrare nei dettagli di questa notizia, assicuratevi di mettere mi piace a questo video e di condividere questa importante informazione con i vostri amici e altri tifosi del Napoli. Oggi è emerso che Martin Petras, che fa parte della cerchia ristretta di Marek Hamšík, ha recentemente condiviso alcuni pensieri sul possibile ritorno del giocatore al Napoli. In un'intervista rilasciata al programma Lo si gonfia la rete di Radio CRC, Petras ha affrontato la situazione, ricordando la sua presenza alla partita Napoli-Barcellona ed elogiando l'attuale allenatore del Napoli Calzona, per aver portato la squadra ad un livello di prestazioni paragonabile a quello di nazionali blasonate come Italia e Portogallo. Petras ha sottolineato l'ottimo lavoro di Calzona, che è alla guida della squadra da circa un anno e mezzo. Per quanto riguarda Hamšík, Petras ha chiarito che i due non hanno viaggiato insieme per la partita. Hamšík è stato invitato dal presidente a un pranzo UEFA e ha accettato l'invito. Sulla possibilità che Hamšík diventi allenatore del Napoli in futuro, Petras ha detto che potrebbe accadere al momento giusto, sottolineando le responsabilità familiari del giocatore, padre di 2 figli. Ha anche paragonato la situazione di Hamšík a quella di Ibrahimović, dicendo che Hamšík saprà scegliere la strada migliore per sé. Petras ha riconosciuto che ci sono molte questioni da risolvere, ma si è detto fiducioso che Hamšík alla fine tornerà a Napoli. Alla domanda sulla probabilità di un tale ritorno, Petras ha detto che le possibilità sono molto più alte ora rispetto a qualche mese fa. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati sul nostro canale di notizie, perché torneremo presto con ulteriori aggiornamenti sulla situazione del Napoli. Alla prossima, sempre Forza Napoli!